vorrei quasi dedicargli un rispettoso silenzio a un collega che ci lascia, a un collega di cui noi non possiamo capire, non possiamo entrare in quegli ultimi momenti e cosa l'ha spinto. E quindi io dico, saluto Egidio, dico grazie Egidio per quello che hai dato al nostro territorio. Il ricordo di Egidio Maschio nelle parole commosse del presidente di Confindustria Padova Massimo Finco, che racconta l'amico imprenditore, una figura che negli anni della crisi è stata fiore all'occhiello dell'economia veneta messa in ginocchio, un Veneto che ha pagato un caro prezzo, una regione che ha contato decine di piccoli imprenditori suicidi e che mai avrebbe pensato che il re delle attrezzature agricole dovesse aggiungersi a questo triste bollettino. Un uomo di prima linea, di quelli che hanno saputo creare un impero con l'esportazione, ma anche qui sembra che questa esportazione sia chi esporta è salvo, chi ha l'eccellenza è salvo. E Maschio ha provato di tutto in tutta la sua vita e anche negli ultimi anni ad essere al passo con la competizione globale e quindi accettando la sfida della crescita anche a costo probabilmente di grossi investimenti. Ma a livello nazionale cala il silenzio sugli imprenditori veneti schiacciati dalla crisi, un silenzio sottolineato anche ieri sera dal direttore Luigi Baciali in una puntata di Focus seguitissima dedicata al suicidio di Egidio Maschio e in cui il direttore ha criticato l'assenza di un'adeguata informazione da parte dei media nazionali. Mentana, tu che parli di cavolate, tu che parli del nord-est, quando qualcuno dice una battuta e ci infiocchetti sui tuoi editoriali, parla degli imprenditori del Veneto che si ammazzano.